Nell'episodio precedente, raggiungo la località austriaca di Fach am See per bere una riga di birre. No, scherzo, se bevi non guidare, oppure fai guidare a qualcun altro. Oppure trova un amico astemio che ti voglia tanto bene che gli piace guidare. Prenoto una prova per la Electra Glide Ultra Limite, ma lei non c'è perché si è fatta la bua e quindi scelgo una Road Glide. Anticipo che sarebbe seguito un secondo episodio, ovvero questo. Buona visione! Fach am See 2023 European Bike Week. Ci siamo, è arrivato il momento di provarla. Pan America 1250 Special, colei che rovina i rapporti tra arleisti. Oddio, si abbassa, questa si abbassa da sola e quando parti si alza. Allora, posizione di guida direi comunque comoda. Mi aspettavo che le gambe fossero un po' meno rannicchiate, probabilmente. Si sente che il motore non è il classico Harley, come anche l'impianto di frenata non è lo stesso, decisamente. Allora, andiamo per ordine. Dati tecnici: è una enduro stradale con un motore bicilindrico AV da 1250 cm3 che dovrebbe erogare una potenza che credo sia intorno ai 150 cavalli, ma non sono sicuro. Sospensioni elettroniche sia all'anteriore sia al posteriore, mappe motore che possono regolare la moto in 4 diverse mappature: una mappatura standard, una mappatura sport, una mappatura un po' più dolce e una in teoria dovrebbe essere personalizzabile in vari aspetti. Abbiamo un display, presumo che sia intorno agli 8 pollici, così a vederlo. Credo che sia anche touch, ma non voglio provarlo perché non mi ispira. Il manubrio è molto largo, la moto in curva mi sembra veramente molto stabile. Per la guida in piedi il manubrio mi sembra un po' basso, sinceramente. La sella è molto morbida e ho visto che è anche molto larga per il passeggero, quindi immagino che anche il passeggero stia bello comodo in questa moto. Ed è fatta tutta la sella in un materiale che è anche abbastanza antiscivolo, direi, cioè non mi sembra di... Anche nelle accelerazioni, tra il materiale della sella e il fatto che la sella del passeggero è a un livello leggermente più alto rispetto a quella del guidatore, permette di rimanere fermi lì. Il fanale a LED anteriore, se non ricordo male, dovrebbe essere anche fatto in modo di... dovrebbe avere anche la funzione di light cornering. Ai 6.000 giri tira fuori tutto, lavora prevalentemente in medi questo motore, hai capito? Porca miseria, ai 6.000 giri tira fuori una grinta incredibile. Che motore! Vedo che c'è anche un ammortizzatore di sterzo di davanti. Che motore non ha? Confermo che durante la guida è un pochino scomodo regolare la posizione del cupolino. Sound, per essere uno scarico originale, tra l'altro adattato a tutte le ultime normative in termini di inquinamento, tira fuori anche un bel sound, ma soltanto a giri medio alti. Sotto è abbastanza silenziosa. Con il cupolino regolato all'altezza massima direi che l'aria arriva praticamente alla cima della visiera, direi, quindi altezza fronte per intenderci. Il computer di bordo riporta tante informazioni come la velocità, la temperatura dell'aria, la temperatura del motore, il voltaggio della batteria, la pressione dei pneumatici addirittura, l'indicatore di marcia e l'ora, mentre i giri non sono riportati a livello numerico proprio con numero variabile, ma è proprio un indicatore vecchio stile per intenderci. Vediamo cosa dice il buon Matteo. Tamarro! Oh, scivola un botto! Sì! Qua no, niente! È proprio, cioè qua non scivoli niente!
Vuoi provarla? Oh, stai in questa. Sì? Ma quello che hai lì davanti è la GoPro? Tipo? Sì, Stai facendo video adesso? sì. E poi cosa fai del video? Ti pubblico su internet. Veramente? Sì. Ciao. Quando è ferma scalda veramente tanto. Oh, si è alzata! Si è alzata! Dio, quanto vai! Quanto vai! Ma quanto vai! Bene, direi che per oggi è tutto, quindi grazie per aver assistito anche a questo video e spero di ritornare molto presto con nuovi episodi, nuove storie da raccontarvi. Vi consiglio di seguirmi qua sul canale di YouTube, di attivare la campanella nel caso in cui vorreste avere le notifiche per ogni nuova pubblicazione, e vi invito anche a seguire il mio sito www.roadhorseman.it, in quanto pubblico spesso e volentieri degli articoli di recensioni su tutto il mondo Harley Davidson e custom in generale, sia recensioni di libri, di film, e a breve partirà anche la rubrica storie custom, ovvero racconti su scenari che hanno cambiato la vita di tutti i biker e di tutti i possessori di moto. Detto ciò, auguro a tutti un buon fine settimana e ci rivediamo in un prossimo video oppure sul sito. Ciao a tutti! Visto che ci siamo, allora prova anche di una Harley Davidson Street Glide nella colorazione dei 120 anni. Ci sono 1600 moto al mondo come questa, 1600. Quindi, visto che ci siamo, subito lancio. Non male, non male, non male. Abbiamo un'impostazione di guida molto comoda anche in questo caso. Qui, a differenza del Road Glide provato nell'altro video, ho più la sensazione di capire dove si trova la moto, cioè capisco più dove finisce la forcella e quindi di conseguenza la ruota. Mi piace di più questa cosa. Protezione dall'aria molto buona, in questo caso mi sembra che protegga di più rispetto che al Road Glide. Motore molto bello, sella molto comoda, ammortizzatori anche quelli abbastanza morbidi. In questo caso abbiamo un indicatore della benzina, un indicatore di velocità, indicatore di giri, indicatore dei volt della batteria, più il solito infotainment con 2 casse. Molto potenti anche in questo caso. Qua però c'è uno scarico sicuramente diverso, qua c'è uno scarico diverso.